La maschera bronzea di Benito Mussolini dell'artista Adolfo Wild è solo una delle 43 opere allestite nella mostra Artisti nel Ventennio, il Novecento. Una mostra evento che intende attraverso quadri, sculture e opere in ferro battuto del grande maestro Rizzarda restituire il clima culturale che accompagnò l'epopea fascista. La mostra analizza in particolar modo la temperie culturale degli anni '20 che si è sviluppata soprattutto nell'ambito milanese, da cui proviene anche la figura del fondatore di questo museo che è Carlo Rizzarda, e vuole analizzarla portando una riflessione anche di carattere nazionale sulla temperie di quel tempo, calandola nel mondo artistico e come il mondo artistico si relaziona con il mondo politico dell'epoca. Nelle sale del Museo del Ferro Battuto sono presenti tutti i magnifici set del gruppo Novecento, artisti che il maestro Carlo Rizzarda conosceva e frequentava assieme alla scrittrice e critico d'arte Margherita Sarfatti, nota ai più solo come l'amante del Duce. A lei è dedicata una sezione nella mostra. La mostra Artisti nel Ventennio e il Novecento ha offerto la grande opportunità di spiegare meglio la genesi della collezione Rizzarda, una collezione che nasce negli anni '20 a Milano, lo stesso ambiente nel quale si muove Margherita Sarfatti, all'interno del quale nasce il gruppo del Novecento, Anselmo Bucci, Doudreville, Funi, Oppi, Sironi, Marussi, Malerba, e quindi per parlare al tempo stesso del nostro fondatore Carlo Rizzarda da una prospettiva diversa. La mostra ospita pezzi di assoluto interesse, da un autoritratto di De Chirico ad alcuni straordinari esempi di impresa decorativa, quali i bozzetti realizzati da Massimo Campigli e Arturo Martini per il Palazzo Oliviano di Padova.